Pericolosissima gara notturna clandestina con auto di grossa cilindrata ad Tivoli. I carabinieri denunciano 2 ventenni, uno di questi neopatentato, incastrati dal video della corsa postato sui social. L'esasperazione dei residenti di alcuni condomini di via Maroncelli a Padova, nel quartiere di Mortise, presi di mira da una baby gang che rende loro la vita impossibile. Turisti italiani bloccati nello Yemen a causa del blocco dei voli di rientro, tra loro anche un gruppo di veneti che aveva deciso il viaggio nonostante i rischi per la guerra civile. Ad Altavilla Vicentina un'azienda di materie plastiche, a Sappada una casa vacanze, notte di fuoco, paura e super lavoro di vigili del fuoco tra il Vicentino e l'Udinese. Inaugurato oggi l'ultimo tratto della Pedemontana Veneta, da domani si potrà circolare verso Venezia e Milano senza dover uscire dal casello. Verona si prepara per il ritorno di Papa Francesco in Veneto dopo l'evento di Venezia, un'altra giornata di emozione il 18 maggio dall'Arena al Bentegodi passando per il carcere di Montorio. Fra una settimana all'inizio dell'attesissima adunata nazionale degli alpini di Vicenza e domani da Schio la tradizionale partenza a piedi delle penne nere verso il capoluogo Berico. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in apertura per questa edizione regionale dei nostri telegiornali con una corsa pericolosissima. Parliamo di gare automobilistiche clandestine nella notte ad Altivole. Ci sono 2 ventenni nei guai. Sta. Il rombo dei motori, le risate dei ragazzi che hanno assistito alla gara improvvisata e clandestina fra auto di grossa cilindrata e poi la partenza a folle velocità in una delle vie centrali di Altivole. Il video postato subito dai giovani su TikTok e Instagram e poi finito su tutti i social. Il monitoraggio costante dei carabinieri ha consentito di arrivare alle immagini shock della folle corsa in paese. Una bravata dopo una serata trascorsa in un bar che si trova proprio nei pressi della partenza. Le 2 auto fianco a fianco, al centro lo starter e poi il via, qualche metro, una curva e poi la frenata violenta passando sopra un dissuasore di velocità. Poteva essere una tragedia se solo in quell'istante fosse transitato un altro veicolo. 2 macchine guidate da 2 ragazzi molto giovani che hanno impegnato entrambe le corsie di un tratto stradale piuttosto frequentato anche all'ora della notte in cui è avvenuta questa gara e che appunto si sono sfidati per diverse centinaia di metri ad altissima velocità. I 2 automobilisti del posto sono stati denunciati. Si tratta di un ventenne neopatentato impiegato e un 23enne di origini albanesi operaio. I carabinieri di Castelfranco stanno ora cercando di identificare lo starter che in centro tra le 2 auto ha dato il via alla corsa. Lo starter sarebbe un avventore del bar che non ha legami con i 2 ragazzi che si sono sfidati alla guida dei veicoli. Stiamo cercando di identificare anche lui perché risponderà dello stesso reato commesso da chi era alla guida delle macchine. Una volta identificati i 2 giovani automobilisti sono stati convocati dai carabinieri. Hanno compreso, spiega il comandante, il gesto sconsiderato ed hanno assicurato che si è trattato di un fatto isolato. Ci tengo a precisare che i 2 giovani hanno compreso la gravità del gesto perché appunto avendo interessato un tratto in curva in contromano questa bravata poteva assumere dei contorni molto spiacevoli se non tragici. Rischiano in caso di condanna una reclusione da 6 mesi ad 1 anno, una pena pecuniaria dai 5.000 ai 20.000 euro, la confisca della macchina, una Audi e una Volkswagen e a livello amministrativo la sospensione della patente da 1 anno a 3 anni, ora al vaglio della prefettura di Treviso. Dalla follia di Altivole all'esasperazione di molti residenti nel quartiere di Mortise siamo a Padova, ostaggi delle baby gang. Viviamo nel terrore, nell'angoscia perché qui la gente ha anche paura a uscire, addirittura ha paura di vivere qui dentro. Certi personaggi sono entrati anche di notte nel nostro condominio passando per i garaggi sotterranei e ci siamo trovati in piena notte, addirittura qualcuno gli hanno suonato il campanello e bussato alla porta alle 3 di notte. La paura di ritorsioni è grande per questa residente di un condominio di via Maroncelli che si affaccia su Piazza delle Forsizie e così preferisce non farsi riprendere
scendere dopo le minacce ricevute dai ragazzi di una baby gang che da tempo imperversa nei giardini tra i condomini. I residenti da ormai 3 anni sono ostaggio di questi ragazzi che passano l'intera giornata facendo rumore, sporcando e anche minacciando in caso di rimprovero. L'estate scorsa, mattina presto, mi sono aperta la finestra e mi sono trovato un bel lancio di uova sul terrazzo, quindi pulisci, fai briga. Ecco. Che vi minacciano anche se voi li rimproverate. Ci minacciano, non possiamo parlare di niente né con le buone, ho tentato io personalmente con le buone e né con le cattive. Ci rispondono, qua facciamo quello che vogliamo. Rumori a tutte le ore, anche danneggiamenti come ritorsioni. Una volta sono state danneggiate le cassette delle lettere, spesso urinano vicino alle porte d'ingresso. Tocca stare con le finestre chiuse, non posso prendere aria. Se intervengo mi minaccia, in casa minaccia, mi sono caduto addosso. Per i residenti non c'è più serenità, le chiamate alle forze dell'ordine sono continue, sono state inviate lettere al comune, alla questura e al prefetto. Una sola volta il prefetto, che era appena si era insediato, ha mandato 2 pattuglie, va bene, a controllare e a sapere com'era la situazione. Sono venuti su in casa e hanno capito che qua la situazione non è così piacevole. I residenti dei condomini di via Maroncelli denunciano quotidiani episodi di spaccio e microcriminalità tra i giovanissimi e chiedono che anche il sindaco Giordani venga a vedere la situazione. Usano coltelli e molto di più, perciò noi non possiamo dire niente. Quando noi abbiamo parlato, non le dico quello che a me personalmente hanno detto, perciò queste panchine il comune, il sindaco le deve fare assolutamente togliere. L'ex consigliere comunale Luciani propone una soluzione. Bisogna che gli enti preposti intervengano. Qui le proprietà sono di Atra, del comune di Padova, e devono inibire l'utilizzo di questa area qui al pubblico. Oggi questa area qui è fruibile da chiunque, io ritengo invece che sia assolutamente sbagliato. Ci sono dei turisti italiani bloccati nell'isola di Socotra, siamo nello Yemen sconvolto dalla guerra civile, ci sono anche dei turisti veneti. Zaia è in contatto con la Farnesina. Ci sono anche alcuni veneti tra il gruppo di una ventina di italiani rimasto bloccato nell'isola di Socotra in Yemen a causa della cancellazione del volo di ritorno che li avrebbe dovuti portare negli Emirati Arabi. Il gruppo era partito da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola, ma a causa della guerra civile in atto non sa più come fare rientro. Il presidente della regione Veneto Zaia, ricevuta notizia da uno dei nostri concittadini veneti, ha comunicato di essere in contatto con il Ministero degli Esteri, dal quale ha ricevuto rassicurazione sull'attivazione delle procedure del caso. Da quanto si apprende, la situazione nella località dell'isola dove si trovano gli italiani è abbastanza tranquilla e probabilmente i connazionali potranno ripartire nei prossimi giorni, forse domenica. Quel che è certo è che la meta scelta dal gruppo di italiani per il viaggio è altamente sconsigliata dal Ministero degli Esteri per i rischi legati al protrarsi del conflitto. Tra l'altro, proprio per la criticità della situazione nello Yemen, l'ambasciata italiana ha sospeso da tempo la propria attività e non è più possibile, avvisa il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri, assicurare assistenza consolare a coloro che, nonostante sia fermamente sconsigliato, decidano di recarsi nello stato a sud della penisola arabica. Nel Vicentino, ora ad Altavilla, per un incendio scoppiato nella notte e che ha mobilitato decine di uomini e mezzi. Le fiamme alte illuminano la notte di Altavilla Vicentina. Non sono ancora le 10 di sera quando un violento incendio esplode all'interno della IMP, azienda di detergenti. Uno dei capannoni di via 4 novembre diventa un inferno mentre gli operai sono impegnati nel turno notturno. Nessuno resta ferito. Il rogo inizialmente interessa alcuni cartoni, ma le fiamme in pochi minuti si estendono a gran parte del capannone. Sul posto accorrono i pompieri da Vicenza, Arzignano, Lonigo, Tiene, Verona e Rovigo. Durante lo spegnimento si verificano diversi scoppi ed esplosioni del materiale coinvolto dalle fiamme. Servono 3 ore per riuscire a domare l'incendio, per circoscriverlo e contenerlo in una porzione di 4.000 metri quadrati, circa
un quinto dell'intero capannone che viene così parzialmente salvato. E le squadre che sono intervenute massivamente nostre e tempestivamente, circa 40 operatori nostri dai vari distaccamenti del comando di Vicenza, coadiuvati anche da personale del comando di Verona e dal comando di Rovigo, hanno permesso sì di scongiurare una progressione dell'incendio verso le restanti parti del capannone e in particolar modo di salvare quello che è un deposito importante di ipoclorito di sodio presente all'interno dell'azienda. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la bonifica da parte delle squadre è proseguita per tutta la giornata di oggi. Bonificate le acque reflue con la presenza di ditte private. Le cause del rogo sono al vaglio del nucleo investigativo antincendio territoriale dei Vigili del Fuoco. Intanto la qualità dell'aria sarebbe rientrata nella normalità. Le cause sono ancora al vaglio, anche perché siamo ancora in un periodo, sembra quasi ma caldo, e quindi stiamo cercando di verificare e di andare in maniera puntuale e precisa anche in base a quelle che sono le testimonianze dei lavoratori stessi dell'azienda. Qualità dell'aria nella norma, ma c'è la questione della qualità delle acque, perché l'incendio di Altavilla ha avuto uno strascico cittadino con lo sversamento delle acque di spegnimento nella rete superficiale e successivamente nei fiumi Retrone e Bacchiglione, conferendo una colorazione biancastra dell'acqua. A comunicarlo lo stesso Comune di Vicenza, che sottolinea come siano in corso da parte di ARPAV specifiche analisi sull'acqua. Gli esiti saranno comunicati nelle prossime ore. Un altro incendio nella notte ha mobilitato uomini e mezzi a Sappada. Notte intensa per forze dell'ordine e vigili del fuoco a Sappada, dove nella notte tra il 2 e il 3 maggio ha preso fuoco un'abitazione della borgata Mulbach. Per fortuna l'immobile era disabitato, ma è stata notevole la potenza delle fiamme che lo hanno avvolto poco dopo la mezzanotte. Un residente del posto ha notato il fuoco e ha subito allertato i pompieri, che sono arrivati in buon numero per domare il forte incendio, come si vede dalle immagini. I primi ad arrivare sono stati i pompieri di Santo Stefano di Cadore con 2 mezzi, poi coadiuvati dalle squadre della stazione di Tolmezzo e dai volontari di Sappada, Forni a Voltri e Rigolato. Si sono prodigati anche i cittadini del posto, con una trentina di persone complessivamente che hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio. Sono state poi necessarie anche un'autoscala e un carro bombole arrivate direttamente da Udine. L'autoscala nello specifico è stata molto importante per gestire le fiamme a distanza e domare l'incendio che ha colpito una casa vacanza di 2 edifici, con quello più grande interamente in legno e forte rischio di collasso strutturale. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma per fortuna lo stesso non ha coinvolto persone. Dopo una nottata di tanto impegno l'incendio è stato domato e soprattutto si è scongiurato che si potesse estendere ad abitazioni vicine. Ritorniamo nel Vicentino per parlare di opere pubbliche. Oggi ultimo taglio del nastro per quanto riguarda la superstrada Pedemontana Veneta. La superstrada Pedemontana Veneta da oggi a Montecchio Maggiore è ufficialmente interconnessa con la A4 nelle 2 direzioni Milano-Venezia. Gli ultimi 1200 metri rimasti sono stati inaugurati oggi con l'ultimo taglio del nastro che riguarda l'intera infrastruttura. Gli ultimi lavori hanno richiesto un complesso coordinamento con i cantieri dell'alta velocità ferroviaria. Sono stati completati gli svincoli a livelli sfalsati, il rifacimento del cavalcaferrovia, le gallerie sottostanti, una nuova corsia di emergenza e il nuovo casello con gli spazi annessi. L'interconnessione è attiva da domani mattina alle 8 perché era il tempo proprio fisico di spostare tutte le attrezzature e il casello per fine giugno lo apriremo e successivamente, ma poche settimane dopo, anche tutto il piazzale antistante, che prevede peraltro un parcheggio importante di 300 mezzi e 15 pullman, e quindi darà un sollievo anche alla viabilità locale non di poco conto. I lavori iniziati nel 2011 con oltre 2 miliardi 200 milioni di investimento saranno conclusi entro quest'anno. L'aver realizzato finalmente il collegamento con la A4 rappresenta il raggiungimento di un obiettivo strategico fondamentale per l'economia dell'Ovest vicentino. Montecchio credo che sia un punto proprio strategico, perché è un insieme di opere così che gravitano su un paese che non è piccolo ma non è neanche così grande, è abbastanza un unicum tra virgolette, quindi
è stato un cantiere complicato anche per questo, e anzi io ringrazio pubblicamente i sindaci sia di Montecchio che di Brendola che hanno sopportato per anni questo disagio. Spero che gli renderemo il merito di aver sopportato questo migliorando la viabilità dopo. Oltre al miglioramento della viabilità, i residenti ora attendono un abbassamento delle tariffe autostradali per un'opera che ha previsto il punto di pareggio degli investimenti effettuati tra 9 anni. Magari avere prezzi leggermente più bassi favorirà sicuramente l'utilizzo, però il fatto che questa sia interconnessa alla A4 secondo me dà la svolta effettiva per la funzionalità della pedemontana, perché queste sono due viabilità importanti che interconnesse veramente per le nostre aree, per il Veneto, e penso tutto sia proprio una svolta di infrastrutture, che finalmente il Veneto ha un'infrastruttura degna del nome infrastruttura. Europei 2024 sono state depositate le liste, parla di una squadra fortissima, Luca De Carlo, numero 1 dei meloniani in Veneto, ma all'interno di Fratelli d'Italia scoppia il caso Berlato. Diciamo che innanzitutto che è una lista forte, fatta veramente bene, che vede un parlamentare uscente, Sergio Berlato, un assessore della Giunta Zaia, Elena Donazzan, 2 consiglieri regionali, di cui uno segretario di partito, Luca Spavanetto e Daniele Polatto, 3 sindaci, un parlamentare come Maddalena Morgante, quindi credo che a chi dice che Fratelli d'Italia non ha classe dirigente, rispondiamo con questa lista. Ostenta sicurezza il numero 1 dei meloniani in Veneto, che presenta con orgoglio la sua squadra, fatta per lo più di amministratori, cui si aggiunge, dopo quel chiamatemi Giorgia pronunciato domenica scorsa a Pescara, la Premier. Per De Carlo sarà effetto traino anche a nord-est. Capolista c'è il fenomeno Meloni, che sarà sicuramente la più votata anche in Veneto e che rappresenta la garanzia di una lista forte, e soprattutto del fatto che andremo in Europa a cambiare l'Europa come abbiamo e stiamo cambiando l'Italia in questi 18 mesi. Ma c'è già un caso di inserimento in lista, subito dopo la Premier, dell'eurodeputato uscente Sergio Berlato, finito nella bufera per aver partecipato a un convegno Novax pochi giorni fa. Mi pare che stia creando un po' di imbarazzo a sinistra. Ricordo a tutti che Berlato è parlamentare europeo da 5 anni, se si sono accorti adesso perché abbiamo depositato le liste che esiste Berlato, vuol dire che sono stati un po' distratti. E nel merito? Nel merito assolutamente Berlato esprime una sua opinione personale, non vedo perché dovrebbe essere soggetto a censura. Sminato il campo, è tempo di programmi, questa la priorità a nord-est. La voce degli imprenditori lo è sempre stato per noi, il fatto di non contrapporre l'impresa alla sostenibilità ambientale, che per noi è sempre stata una battaglia. Abbiamo cercato di porre un freno a questa maggioranza ideologicizzata che ha di fatto messo imprese e ambiente contro. La visita di Papa Francesco il 18 maggio a Verona sarà accompagnata da un comune denominatore. Giustizia e pace si baceranno. Tratta da un'espressione del Salmo biblico 85 che nel suo insieme descrive una storia d'amore ritrovato tra Dio e il popolo, emblema anche di ogni relazione che si va a ricongiungere. Uno degli eventi più attesi della giornata sarà Arena di Pace, che si svolgerà dalle 9 alle 12:30, ma parliamo di una giornata davvero straordinaria che sarà segnata da tante tappe, dall'Arena di Verona allo Stadio Bentegodi, passando per il carcere di Montorio. Un evento che Antenna 3, anche stavolta come successo domenica scorsa per la visita a Venezia, seguirà rigorosamente in diretta, come saremo in diretta, rigorosamente in diretta anche da Vicenza, città che si prepara ad accogliere gli alpini. 18ª edizione della Marcia degli Alpini, idea nata allora da un alpino in armi, Matteo Miotto, che si rinnova ogni anno. Il gruppo di alpini marciatori vicentini, fedele alla tradizione di partire a piedi da Vicenza per raggiungere a tappe il luogo della dunata. Quest'anno, giocando in casa, hanno scelto un percorso alternativo che li vedrà in marcia a partire da sabato 4 maggio. Partiranno dal Trentino a piedi, verso il rifugio Campogrosso, fino al passo Fian delle Fogasse, poi l'Alta Valleogra, poi a Sant'Orso e Marano, per arrivare a Vicenza mercoledì, pronti per la dunata. Ogni anno il percorso viene dedicato a qualcuno, in questo caso a 2 ragazzi giovani alpini mancati nel corso del 2023. Il primo è Andrea Callegaro, che aveva svolto il servizio militare presso il reggimento logistico di Merano. Andrea Callegaro è di Schio. L'altro ragazzo invece era un alpino in armi
e svolgeva il suo servizio da VFP1 al secondo reggimento Genio Guastatori di Trento, si chiama Mattia Pavanetto, era di San Donà di Piave. Con loro in marcia porteranno come gesto simbolico anche il cappello dei 2 giovani. Alla marcia parteciperanno anche alpini dal Lazio, ci saranno i vessilli sezionali di Roma, Latina, Venezia e Pordenone. Tante le emozioni e le motivazioni che spingono ciascuno a partecipare come gesto di riconoscenza alla storia. Siccome un vecchio alpino che partecipava alla marcia, la motivazione sua era di ricordare di reduci di Russia che lui aveva conosciuto, aveva accompagnato a diverse cerimonie e li vedeva piangere, e allora lui ha iniziato a fare le marce per questo. Io mi associo. Dal Veneto è tutto anche per questa edizione. Subito dopo di noi il meteo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento sull'Italia, il tempo è in via di miglioramento sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato 4 maggio. Sul Veneto la giornata parte con una residua instabilità, sarà infatti possibile ancora qualche piovasco sparso, a seguire asciutto e ampiamente soleggiato. Le temperature saranno in aumento, minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese tra 16 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino sarà nuvoloso con qualche locale debole precipitazione, col passare delle ore ampie schiarite e cielo velato. Temperature minime sui 5-12 gradi, massime comprese tra 17 e 20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo come di consueto alla situazione del Trentino Alto Adige. All'inizio avremo qualche rovescio sparso, a tratti invece sarà più soleggiato nel pomeriggio. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime intorno ai 20-22. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.